La Raves, società di consulenza certificata ISO 9001 e ISO 27001, propone lo sviluppo del bonus formazione 4.0, rientrante nel pacchetto di agevolazioni Industria 4.0. Sei un'azienda con dipendenti? La Raves ti offre dei pacchetti di formazione per migliorare la tua efficienza aziendale. In questo modo potrai accedere al bonus formazione sotto forma di credito d'imposta. Contattaci, pensiamo a tutto noi. Manda una mail a info@raves.com. Raves, migliora la tua azienda, massimizza i tuoi profitti. Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Rafael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra L'Arte delle Specialità di Todis? Il Covid ti ha tolto la possibilità di sentirti libero, ti ha creato ansie e paure che non avevi mai avuto. Ora basta, non farti togliere anche l'autonomia lavorativa. Noi cerchiamo personale, cerchiamo te. Possiamo avere insieme la possibilità di uscire da tutto questo e tornare a fare ciò che più ci piace. E possiamo farlo aiutando chi sta peggio di noi. Ti aspettiamo. Per informazioni e contatti www.raves.com o consulta la nostra pagina Facebook Raves SRL. Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio L'Arte delle Specialità di Todis? L'Olympus vuole rialzare la testa dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Real San Giuseppe. Il Petrarca viene alla Pala Olgiata di Roma per dare invece continuità al suo momento positivo. La squadra di Giampaolo ha vinto in campionato, ha bissato poi nel back-to-back contro il Monastir, vincendo entrambe le gare e guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Coppa Italia che invece ha salutato in maniera anticipata l'Olympus, come detto, che nell'infrasettimanale è stata sconfitta qui al Pala Olgiata 2-1 dal Real San Giuseppe, la finalista della scorsa stagione, che dunque saluta agli ottavi di finale la competizione. Una partita interessante perché l'Olympus vuole questi 3 punti per confermarsi al secondo posto in classifica.
Petrarca, che invece direi inaspettatamente si ritrova un po' nelle retrovie di questo campionato e ha bisogno di vincere per allontanarsi un pochino dalla zona calda. Foto di rito da una parte e dall'altra, tra pochissimo sarà Olympus Petrarca qui al Palaolgiata di Roma. Sono tanti gli spunti di riflessione che ci lascia questa partita. Intanto vediamo però la terna arbitrale. A dirigere l'incontro saranno i signori Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, Luca Serfilippi di Pesaro, mentre al crono siede Andrea Seminara della sezione di Tivoli. Questa la squadra arbitrale, tra poco anche uno sguardo ai due quintetti. Vediamo già Foglia, Fiusa, Oitomeia, Mello e Parrell per il Petrarca. Attendiamo anche di capire quali saranno le scelte di Daniele Dorto sulla panchina dell'Olympus. Schinina, Isgro, Oselito, Marceligno e ovviamente Daniele Ducci tra i pali. Prima della gara 1 minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio. Finito il minuto di raccoglimento, lo abbiamo detto, per la scomparsa di Carlo Tavecchio. Ricordiamo anche che al 21esimo, quindi al primo minuto del secondo tempo, si fermerà la partita per la Shoah. Altro minuto di sospensione al 21esimo minuto. Attendiamo solamente il fischio d'inizio, dopodiché sarà Olympus Petrarca. È pronto Adriano Foglia a battere e a dare il via a questa partita. Abbiamo già dato i due quintetti, li ripetiamo: Fiusa, Mello, Oitomeia, Parrell e Adriano Foglia proprio per il Petrarca. Risponde l'Olympus con Oselito, Marceligno, Isgro, Schinina e Ducci tra i pali. Qui subito Schinina a sradicare il pallone dai piedi di Adriano Foglia. Marceligno prova a calciare, Oitomeia riesce a ripulire questo pallone con calma, riparte dalla qualità di Adriano Foglia che va a cercare proprio Oitomeia in ritardo su Oselito, che aveva anticipato di testa proprio Oitomeia. Primo fallo di squadra commesso dal Petrarca e primo calcio di punizione di questa partita, con Isgro che scambia il pallone con Schinina. Isgro per Oselito, alza la testa, aspetta il movimento di Marceligno che però non arriva. Allora giro palla dei Blues, l'imbucata letta da Parrell che spinge il 3 contro 3. Parrell prende la corsia centrale e calcia. Si lamenta Ducci perché nessuno era andato a coprire Parrell sulla conclusione col destro. Primo squillo di questa partita del Petrarca con la conclusione di Parrell. Isgro, Schinina, ancora per Isgro, Oselito, Schinina, Isgro, ancora il giro palla, un Petrarca che è lì nella sua metà campo quasi ad osservare il giro palla dell'Olympus, pronta a sfruttare un errore in fase di trasmissione dei Blues. Oselito in buca per Marceligno, bella giocata dell'Olympus. 1 minuto 12 secondi, chi se non lui, Marceligno, è 1-0. Rivediamo qui la giocata, grande imbucata di prima di Oselito, pallone toccato da Marceligno, rivediamolo, eccolo qui, un bacio al palo e pallone in porta. L'ha già sbloccata l'Olympus con Marceligno. 1-0, Oitomeia difende il pallone, si gira e calcia Oitomeia. Pericoloso l'86 del Petrarca che chiede e ottiene una deviazione della difesa. Subito primo segnale di reazione della squadra allenata da Giampaolo. Foglia ad imbucare il pallone, toccato da Isgro. Sarà altro corner per il Petrarca.
ma l'Olympus ha già sbloccato la partita con Marcelinho, ennesima firma stagionale del bomber dei Blues. Ancora il corner battuto da Foglia che prova ad andare dentro da Victor Mello. Occhio alla ripartenza, spinta da Isgro che riesce a trovare aria su Joselito, ancora dentro per Marcelinho, stavolta è bravo Fiuse ad uscire, poi con il fisico Itomeia controlla il pallone, spinge la transizione, la offre ad Adriano Foglia, Ducci per un attimo e poi il salvataggio di Joselito. È partita a 100 all'ora la sfida qui al Palaolgiata di Roma. La risposta del Petrarca, il salvataggio di Joselito dopo la parata di Ducci, ma avvio di gara veramente ad alto ritmo. Victor Mello, Parrell accarezza il pallone, lo offre ad Oitomeia, il taglio in diagonale per Adriano Foglia che prova le finte, ancora Foglia che va a calciare, pallone deviato, sarà altro calcio d'angolo in arrivo per il Petrarca che prova a rispondere dopo il vantaggio, lampo di Marcelinho. Occhio al corner battuto da Oitomeia, all'indietro per Mello che libera il mancino, trova il piede di Joselito e poi si appoggia all'indietro su Luan Fiusa, pallone in avanti per nessuno, però il lancio di Luan Fiusa portato dal Pescara in Serie A, dall'Acqua e Sapone. Occhio qui al pallone imbucato dentro, proprio Fiusa a controllarlo con le mani. Occhio al blitz di Parrell che scappa su Joselito, è puntuale, preciso in chiusura Angelo Scherinà che si appoggia indietro su Joselito. Arrivano anche gli applausi convinti di Daniele Dorto sulla panchina dei Blues. Isgro può puntare Foglia in 1 contro 1, si accentra e calcia, non ha colpito bene il pallone Isgro, un po' strozzandolo con il destro. Comunque l'Olympus che si riaffaccia in avanti quando se ne stanno per andare i primi 3 minuti del primo tempo. Parrell, Oitomeia riesce a trovare uno scarico su Adriano Foglia. Mello, Oitomeia, Foglia, ancora per Oitomeia, sale la pressione di Joselito. L'ultimo tocco è di Oitomeia e la rimessa laterale sarà in favore proprio dell'Olympus. 16 minuti 44 secondi, un bel avvio di gara, vantaggio dei Blues e poi una buona occasione per il Petrarca per trovare il gol dell'1-1. Ducci in avanti, è un passaggio però a Luan Fiusa che prova ad andare lungo da Oitomeia. Buono l'anticipo di testa di Joselito che concede però la rimessa laterale al Petrarca. Partita viva da una parte e dall'altra, le due squadre non rinunciano mai a pungere in fase offensiva. Mello raddoppiato, difende il pallone, si appoggia su Parrell, Kakà cambia lato, letto però bene da Isgro che prova ad andare. Né Mello né Oitomeia hanno commesso fallo su Anthony Isgro, chiedeva un giallo per simulazione. Mello che continua a protestare all'indirizzo di Luca Serfilippi. Nessun provvedimento disciplinare per il 20. Occhio però al Petrarca che attacca 3 contro 2. Kakà prova a calciare in diagonale, c'è stata la deviazione secondo Kakà, deviazione confermata dagli arbitri e dunque corner in arrivo per il Petrarca. Dentro anche Molaro, maglia numero 2. Occhio al pallone imbucato dentro, Kakà per un attimo, poi Mello con il destro, pallone deviato, sarà ancora rimessa laterale, passeggia davanti alla sua panchina Luca Giampaolo. Kakà, Mello, Parrell, dentro da Molaro. Parrell ad imbucarla per Kakà, spalle alla porta, è buono a ripulire il pallone per Molaro che scappa in banda, poi viene chiuso da Cutrupi, entrato in campo insieme a Rafinha. Prime rotazioni anche
per Daniele Dorto. Molaro, uno sguardo in mezzo, Kakà buca il tiro in porta, si era mosso bene Kakà, ha bucato però il colpo col piattone destro. Buona potenziale occasione da gol per il Petrarca, che comunque è salito di giri dopo aver subito il gol dell'1-0 firmato da Marcelinho, arrivato, lo ricordiamo, dopo 1 minuto e 12 secondi di gioco sulla bellissima imbucata da parte di Oselito. Parrell a battere la rimessa, pallone per Victor Mello. Molaro prova a scambiare con Parrell, è buona la lettura di Dimas, anche lui appena entrato in campo. Lui che è stato espulso nella gara di Coppa giocata contro il Real San Giuseppe. Partita incredibile quella giocata al Palaolgiata. Tante occasioni, 2 espulsi e emozioni a non finire, che alla fine hanno premiato però il Real San Giuseppe. La parata di Ducci, che poi va a lungo a cercare Cutrignelli, che prova il controllo, l'uscita di Fiusa, e poi Parrell in qualche modo riesce a sbrogliare una situazione che si stava facendo decisamente complicata per il Petrarca. Dimas, Rafinha, Dimas, Cutrupi, Dimas, qui Cutrignelli di prima ha provato ad imbucare in diagonale per Rafinha, non era male l'idea di Cutrignelli, che però ha dosato male il passaggio. Palla persa dai Blues e Petrarca che attacca con Adriano Foglia, si ferma, pallone per Kakà, che in qualche modo a duello con Rafinha riesce solo per un attimo a controllare il pallone, poi arriva la spinta di Cutrignelli ai danni di Parrell. Kakà e Rafinha, che sono stati anche compagni di squadra quando entrambi vestivano la maglia del Real Rieti e che oggi si ritrovano da avversari qui al Palaolgiata di Roma. Victor Mello, Molaro, Adriano Foglia, lui che invece aveva iniziato a Venafro in Serie B questo campionato, poi nel mercato di riparazione. Occhio ad Adriano Foglia, la doppia deviazione, alla fine Ducci in qualche modo riesce a recuperare posizione e pallone. Cutrupi costretto a portare la palla, poi la scodella in avanti, ma di fatto la regala nuovamente a Foglia, che si appoggia su Victor Mello. Solo per un attimo Cutrignelli, poi Mello con calma va indietro da Leon Fiusa, alza la testa, prova a cercare Molaro, il pallone però è troppo lungo e si perde oltre la linea di fondo. Buon ritmo al Palaolgiata, un gol per il momento, quello di Marcelinho, che sta decidendo questa partita. Cutrupi può puntare in 1 contro 1 Molaro, le finte di Christopher Cutrupi. Rafinha dentro per Cutrignelli, pressato senza fallo da Mello, pallone recuperato dal Petrarca. Foglia lo pilota e lo serve a Kakà, prova a girarsi Kakà, è bravo Rafinha con il fisico a tenere su Kakà, poi l'uscita comoda di Ducci e il pallone già ripulito dall'Olympus. Cutrupi riesce in qualche modo dopo un rimpallo a saltare Molaro, poi tante deviazioni, alla fine senza pensarci troppo su Adriano Foglia spedisce lunghissimo questo pallone che Ducci ha già consegnato tra i piedi di Dimas. Rafinha, uno sguardo al movimento di Cutrignelli, è lui ad agire da pivot in questo momento per Daniele Dorto. Cutrupi porta il pallone, lo offre a Dimas. Rafinha, Dimas dentro per Cutrignelli, Dimas prova ad imbucarla per Cutrupi, buona lettura di Mello che offre il pallone ad Adriano Foglia che va a calciare, pallone deviato, poi Molaro, grande occasione per il 2 del Petrarca, voleva forse indirizzare un assist sul secondo palo, ma aveva anche la porta libera per calciare, anche se da posizione un po' defilata. Buona chance qui per i ragazzi di Giampaolo. Dimas può puntare proprio in 1 contro 1 su Molaro, prova l'imbucata, lecta ancora da Victor Mello che finisce a terra, spinto da Dimas. È il secondo fallo di squadra commesso dall'Olympus in questo primo tempo, ne ha commesso 1 invece il Petrarca.
1 come i gol di differenza tra le due squadre quando ci stiamo avvicinando a grandi passi alla metà di questo primo tempo. Oitomeia difettoso il controllo. Sarà rimessa laterale per l'Olympus. Dimas, Kutrupi, Schinina dentro da Cutrignelli che riesce a trovare la deviazione di Victor Mello. Sarà rimessa laterale per i Blues che dicevamo vogliono conservare il secondo posto in classifica. Si è riaccesa la corsa dopo i 3 punti di penalizzazione, con tante squadre raggruppate ed in lotta alle spalle di un Napoli che intanto però continua a perdere colpi. Azzurri che non trovano la vittoria da ormai 3 giornate consecutive e le inseguitrici che continuano a rosicchiare un po' alla volta a margine. Dimas, Schinina sbaglia il controllo, pressato da Adriano Foglia, va da Dimas che imbuca di prima, bene per Cutrignelli che provava a girarla per Kutrupi, pallone però regalato a Oitomeia che sterza, prova a trovare luce sul sinistro, poi alla fine all'indietro riesce in qualche modo a tenere in campo il pallone Luan Fiusa. Arrabbiatissimo Daniele Dorto perché di fatto Cutrignelli ha regalato il pallone al Petrarca. Foglia finisce a terra all'interno dell'area di rigore, transizione spinta da Dimas, non c'è fallo e poi Fiusa, forse con un pizzico di fretta di troppo, spedisce in avanti il pallone e lo mette direttamente in rimessa laterale. Ancora nessun ammonito, abbiamo già riepilogato il conto dei falli, 2 commessi dall'Olympus, 1 dal Petrarca. 1-0 anche che vedete stampato sul tabellone. Marcelinho, Di Eugenio, Oselito, l'1 contro 1 su Parrell, si allunga il pallone Oselito che poi prova la sterzata, viene chiuso da Parrell. Oitomeia, Di Eugenio, Dimas, Di Eugenio, Oselito, voleva forse fintare l'imbucata, ha sbagliato però il tocco Oselito e allora comoda la presa di Fiusa. È pronto anche Bemlarabet ad entrare in campo per Giampaolo che prova ad attingere dalla sua panchina, ad allungare le rotazioni. Victor Mello pensa per un attimo alla conclusione, poi transita per i piedi di Parrell, sale adesso la linea di pressione dell'Olympus. Oitomeia, Parrell, Caca, Parrell, Victor Mello in avanti. Oitomeia prova a fare sponda di testa, trova la deviazione di Dimas, arriva anche il time out chiamato da Giampaolo. 9 minuti 55 secondi, gioco fermo al Palo Algiata di Roma con l'Olympus avanti 1-0 sul Petrarca. Per il momento decide il solito Marcelinho. Abbiamo appena rivisto con il replay il gol di Marcelinho, poi quella che è stata forse la migliore occasione in questo primo tempo per il Petrarca. Squadre ancora a rapporto, le nostre telecamere che ci guidano sulla panchina dei Blues e sulle indicazioni di Daniele Dorto. Si alza adesso anche Fabrizio Reali. Torna in campo anche il Petrarca che potrà ripartire con un calcio d'angolo a sua disposizione. Cacao, Oitomeia, Victor Mello, Parrell e Fiusa per Giampaolo, Marcelinho, Dimas, Di Eugenio, Oselito e Ducci. Dalla parte opposta per l'Olympus, occhio al corner battuto da Cacà, si sgancia sul secondo palo, poi arriva Oitomeia dopo il tocco di Ducci, pareggia il Petrarca, frutta il time out di Giampaolo. 1-1 al Palo Algiata, prima Marcelinho, poi Oitomeia e 1-1.
Abbiamo appena rivisto il gol con Ducci che ci ha provato, ma è riuscito solamente a toccare quel pallone. Di fatto lo ha consegnato sul mancino di Otomeia, che quasi cadendo è riuscito comunque ad indirizzarlo in porta per riportare tutto in equilibrio. 1-1 Dimas. Marcelinho punta Victor Mello, torna indietro da Joselito che adesso è ultimo, si appoggia su Dimas che voleva nuovamente il movimento di Marcelinho, cenno d'intesa tra i due. Annuito con la testa Marcelinho come per confermare a Dimas che quel pallone fosse giusto. Bemlarabet, Parrell di ritorno proprio per il numero 80 che però si era fermato sul contromovimento. E allora Olympus che riparte con Dimas che va dentro da Marcelinho, si appoggia su Di Eugenio. Joselito, Marcelinho calcia col mancino, pallone che si impenna e finisce alto sopra la traversa. Ha pareggiato dunque il Petrarca con il gol di Oitomeia, che adesso sta cambiando anche le scarpe in panchina. Occhio qui al pallone per Kakà, arriva l'anticipo di Eugenio. Sarà altro corner per il Petrarca che proprio su corner poco fa ha trovato il gol dell'1-1. Victor Mello calcia Joselito addosso a Kakà. Occhio ancora al Petrarca, buon momento per la squadra di Giampaolo. Kakà per Bemlarabet, alla fine sono troppi i giocatori dei Blues. Mello per un attimo, poi Bemlarabet in ritardo commette fallo su Di Eugenio, si scusa Alessio Bemlarabet. Giusto il fallo, è il secondo di squadra per il Petrarca, 2 ne ha commessi anche l'Olympus. Corre il cronometro, 8 minuti e 38 secondi da giocare. Pallone dentro, ancora anticipo di Victor Mello, prova ad arrivare Parrell, l'ultimo tocco è di Anthony Isgro. Occhio che prova a battere velocemente il Petrarca. Di Eugenio pressato da Victor Mello, si rifugia sui piedi di Ducci che prova ad andare lungo ma di fatto riconsegna dalla parte opposta a Luan Fiusa. Molaro, Parrell, Victor Mello, muove il pallone il Petrarca, dentro l'imbucata per Foglia che fa sportellate con Di Eugenio, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Isgro, vediamo se si accende il talento del numero 20, dentro da Marcelinho, agganciato al limite dell'area di rigore, ha mimato il gesto del tuffo Adriano Foglia che però si prende anche il cartellino giallo. Eccolo il primo ammonito di questa partita, è Adriano Foglia, praticamente quasi a ridosso del limite dell'area di rigore, è andato a stendere Marcelinho, direi giusto il fallo, è il terzo di squadra del Petrarca. Joselito e Dimas sul punto di battuta, vediamo cosa avrà disegnato l'Olympus per questo calcio di punizione. Dimas la lascia lì per Joselito che spacca la traversa ad un passo dal 2-1. Occhio qui Otomeia vince un doppio rimpallo, alla fine Dimas riesce a ripulire il pallone, ha spaccato la traversa Joselito ad un passo dal 2-1 l'Olympus. Joselito in buca per Marcelinho, poi sbaglia il controllo, lancia il contropiede del Petrarca. Oitomeia apre il piattone ad un passo dal 2-1 anche il Petrarca, prima la traversa di Joselito, poi il piattone di Oitomeia da una palla persa di Marcelinho che praticamente ha lanciato il contropiede del Petrarca, ha aperto troppo la conclusione Oitomeia. Qui Marcelinho trova i piedi di Molaro e credo il calcio d'angolo, sì, è questa l'indicazione degli arbitri. Corner per l'Olympus, ma partita che resta accesa con occasioni da una parte e dall'altra. Isgro, Scodella, Rafinha al volo, aveva impattato benissimo il pallone Rafinha, buona anche la chiusura su di lui di Molaro.
Isgro ha ricevuto da Cutruppi, uno sguardo per il movimento di Marcelinho che gioca un po' nascondino alle spalle di Victor Mello. Eccolo Marcelinho che si libera e trova ancora Antonino Isgro. Cutruppi, Isgro, Rafinha ancora per Isgro, il blocco di Rafinha che libera un pezzo di campo al numero 20. Cutruppi all'indietro per Ducci che prova ad andare lungo, non poteva però tornare da Ducci. Errore qui commesso dall'Olympus e occhio perché adesso la buona chance ce l'ha il Petrarca. Le proteste sulla panchina dei Blues che praticamente solo adesso ha compreso la chiamata degli arbitri. Si è alzato Daniele Dorto, chiedevano un tocco da parte del Petrarca. Così però hanno visto gli arbitri. E il Petrarca avrà a disposizione praticamente un calcio di rigore con la barriera. Mello, Cacà sul punto di battuta, uno col sinistro, l'altro col destro. Vediamo anche come ha disposto la barriera Daniele Ducci. Ci sono Marcelinho e Cutruppi a difesa del primo palo. Victor Mello la lascia lì per Adriano Foglia, chiuso da Marcelinho in rimessa laterale, chiusura difensiva colta come un gol dalla panchina dell'Olympus. Occhio qui al pallone dentro, altra chance per il Petrarca che su palla da fermo sta mettendo in difficoltà l'Olympus. Isgro, Cutruppi ancora per Anthony Isgro, Marcelinho, Rafinha, ancora Isgro a portare il pallone, lo accarezza dolcemente con la suola, poi viene chiuso da Molaro. Ducci scodella, Fiusa esce, lo blocca e prova ad andare subito lungo da Molaro dalla parte opposta. Ducci in due tempi emula a proprio Fiusa, riesce a bloccare il pallone ma alla fine lo spedisce direttamente con le mani in rimessa laterale. 6 minuti, 1-1, ma bel primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra, 2 gol, quelli di Marcelinho e Oitomeia, poi la traversa di Oselito e l'occasione proprio per Oitomeia. Marcelinho rientra, è andato a commettere fallo su di lui Parrell che si scusa subito all'indirizzo degli arbitri e del suo avversario. Ha ammesso di aver commesso fallo Parrell. Occhio perché è il quarto per il Petrarca, con Dorto che ha consegnato al tavolo del cronometrista la richiesta di timeout che arriva puntuale in questo momento con 5 minuti e 42 secondi da giocare. Timeout al Pala Olgiata chiamato dall'Olympus. Rivediamo qui un po' il film di quello che è stato fino ad ora il primo tempo. Il pareggio di Oitomeia che quasi cadendo riesce ad indirizzare in porta, poi la traversa clamorosa colpita da Oselito e grande chance anche per Oitomeia per il 2-1. Qui la palla dentro per Victor Mello. Insomma è stato un primo tempo in cui comunque ne sono accadute di cose e devo dire che la gara sembra correre almeno per il momento sui binari dell'equilibrio. Entrambe le squadre che stanno molto bene in campo, che pungono quando hanno opportunità di farlo. Lo ha fatto spesso con palle da fermo il Petrarca. Sappiamo quanto questa componente sia influente nel futsal. Sta giocando bene la squadra di Giampaolo. Ricordiamo che oggi si giocano 5 partite del programma di Serie A, parecchi derby per la penisola. C'è anche quello isolano tra Monastir e Città di Melilli, con il Monastir che è avanti, risultato parziale ovviamente, 1-0 sul Melilli.
quasi un'ultima spiaggia per il Città di Melilli per la salvezza. È 0-0 invece tra Nuova Comauto Pistoia e Ciampino Aniene. Ringraziamo Elisa Miucci e l'ufficio stampa dell'Olympus per gli aggiornamenti dagli altri campi. Intanto calcio di punizione per il destro di Rafinha, che va da Dimas, che la mette per Marcelinho. Funziona, è come se funziona lo schema disegnato da Dorto. 5 minuti 35 secondi, l'Olympus è di nuovo avanti. Chi se non lui? Marcelinho, 2-1. Abbiamo appena rivisto lo schema perfetto dell'Olympus: Rafinha, Dimas, Marcelinho, tutto bellissimo. 2-1, ma forse troppo fermo il Petrarca su questa esecuzione. Grandissimo schema però dell'Olympus, fatto con i tempi giusti, con la velocità giusta. Ne è venuto fuori il gol del 2-1. Immaginiamo che sia stato disegnato proprio durante il time out questo schema, e quindi merito ovviamente anche alla panchina dell'Olympus. Qui l'uscita puntuale col petto di Luan Fiusa. Rafinha, Kutrupi, pallone ancora per Rafinha, ultimi 5 del primo tempo. L'Olympus è avanti 2-1. Qui ancora Marcelinho, semina Automeia, va col destro. Sta giocando una partita sontuosa Marcelinho, 2 gol ma anche 3 falli subiti, da uno dei quali è nato il gol del 2-1. Kutrupi si coordina e colpisce al volo. Pallone che sfila oltre la linea di fondo, avrà già percorso 100 km Giampaolo avanti e indietro sulla panchina del Petrarca. Le indicazioni anche di Daniele Dorto. Fiusa in avanti per Oitomeia, che di fisico difende su Scheninà. Foglia, Oitomeia, pallone per Victor Mello, dentro ancora per Oitomeia che lo difende, finisce a terra. Non c'è fallo, occhio alla transizione dell'Olympus, Isgro per un attimo, poi arriva Oitomeia che gli tocca il pallone in rimessa laterale. Le proteste di Oitomeia che voleva un fallo ai suoi danni. Isgro, Scheninà, Kutrupi, Scheninà di prima ancora per Christopher Kutrupi. Isgro, Scheninà dentro ancora per Isgro, è sbagliato però il pallone di ritorno. Oitomeia va sul mancino e calcia. E Scheninà rimedia al suo errore andando a murare la conclusione di Oitomeia, che continua il suo duello con gli arbitri per il fallo non sanzionato in precedenza. Oitomeia, Parrell, ancora per Oitomeia, Victor Mello a luce sul mancino, riesce a trovare Adriano Foglia che calcia in porta, doppia deviazione. Ducci comodo, alla fine riesce a trovare Kutrupi che riesce a sua volta a trovare Cutrinielli che calcia col mancino, lo fa però sull'esterno della rete. Foglia prova ad andarsene, cerca il tunnel su Scheninà che lo chiude, poi Scheninà sbaglia il tocco e regala praticamente la rimessa laterale al Petrarca. Oitomeia, l'imbucata, Scheninà col petto, Isgro, Scheninà, Kutrupi calcia, Fiusa è lì ad aspettarlo e a murare la conclusione di Christopher Kutrupi. Scheninà, tocco con l'esterno per Isgro che punta Parrell, prova ad andarsene con un tunnel, chiedeva poi il fallo di Isgro. Parrell che poteva anche starci. Alla fine il fallo lo conquista Oitomeia che poi lascia il campo a Kakà. Parrell, Victor Mello, Parrell, Kakà, ancora per Mello, Foglia,
dentro per Kakà, di ritorno per Foglia che ha provato di punta, di prima, ad indirizzare in porta il pallone. Lo ha spedito però oltre la linea di fondo. Schinina, Cutrupi, Cutrignelli. Cutrupi a portare il pallone, Schinina con l'esterno per Isgro. Schinina dentro, Victor Mello riesce a ripulire il pallone, occhio al rischio che si prende Victor Mello per andare da Luan Fiusa. Ha rischiato di combinare un pasticcio qui il Petrarca, che però si salva, ma la rimessa laterale per l'Olympus che l'ha già battuta. Isgro, Cutrignelli, Schinina, taglia in diagonale per Cutrupi che di prima si appoggia su Isgro, che torna proprio da Schinina, dentro per Cutrignelli. C'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Olympus, fuori Foglia, torna Mollaro, ancora le rotazioni di Giampaolo sulla panchina del Petrarca, del presidente Paolo Morlino, che è accomodato qui in tribuna alla palla olgiata. Schinina, Scodella, Dimas si coordina per calciare al volo. Fiusa, Mollaro, sale la linea di pressione dell'Olympus, allora porta il pallone Mollaro che riesce a trovare una linea di passaggio su Victor Mello, imbuca dentro per Kakà che difende con il fisico su Schinina, poi ancora Victor Mello, Parrell, Mollaro, Victor Mello dentro da Kakà che con l'esterno torna proprio da Mollaro, Parrell, Kakà, spalle alla porta, difende il pallone, è arrivato alle sue spalle il fallo commesso da Dimas, è il quarto di squadra anche per l'Olympus, gli stessi commessi dal Petrarca, direi abbastanza sotto controllo da una parte e dall'altra per eventuale bonus e tiro libero, perché manca solamente 1 minuto e mezzo e poco più alla fine del primo tempo, un primo tempo bello e divertente qui alla pala olgiata, con l'Olympus al comando delle operazioni per 2-1, la doppietta di Marcelinho intervallata dal gol di Oitomeia. La rincorsa da parte di Parrell che va dritto in porta, ha controllato la traiettoria a sfumare oltre la linea di fondo Ducci. Schinina, Rafinha da terra in qualche modo, Dimas per un attimo, Oselito voleva trovare ancora Rafinha, è arrivato in ritardo Parrell che dice di no con la mano, ma si è andato anche a scusare con Oselito. La rimessa laterale per il Petrarca, secondo gli arbitri. C'è però da attendere il fischio perché era finito a terra Oselito. Rimane in campo comunque il 33 dell'Olympus. Foglia. Parrell dentro da Kakà, poi scarico ancora per Mello, il controllo di Foglia. Fiusa in avanti, Schinina di testa e poi Oselito ad allungare la traiettoria in rimessa laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo qui alla pala olgiata di Roma. Foglia, per un attimo Dimas, è il suo l'ultimo tocco, ancora rimessa laterale per il Petrarca con 1 minuto e 5 secondi da giocare. Foglia con l'esterno va da Mello, Parrell sfida per un attimo Oselito, poi preferisce tornare da Adriano Foglia, dentro per Kakà, difende il pallone Kakà, va dietro da Victor Mello. Kakà, bravo Schinina a mettersi sulla linea di passaggio e a toccare il pallone in rimessa. Ultimi assalti, siamo al tramonto dei primi 20 minuti di gioco. Foglia, Kakà,
Victor Mello, pallone per Parrell che prova ad imbucarla ancora per Kakà, il pallone controllato da Foglia che prova ad andarsene con una finta e poi Ducci in due tempi va a controllare il pallone, a completare la parata e a rimettere in moto l'azione dell'Olympus. Schinina, Dimas. Schinina. Sbaglia la trasmissione di palla il numero 8. E allora forse l'ultima chance del primo tempo ce l'ha il Petrarca. Kakà la lascia lì per Parrell che va indietro da Victor Mello. Ultimi 5 secondi. Parrell, Kakà, 3 secondi, 2 secondi. Calcia Adriano Foglia, pallone alto sopra la traversa. Finisce il primo tempo al Pala Olgiata di Roma, l'Olympus lo chiude avanti 2-1 sul Petrarca, la doppietta di Marcelinho intervallata dal gol di Oitomeia. Tra pochissimo andremo a rivedere le immagini salienti dei primi 20 minuti di gioco. Questo è il gol dell'1-0 con la splendida imbucata di Oselito. Poi l'occasione per Adriano Foglia che stava per scrivere l'1-1, l'1-1 che arriva poi da questo calcio d'angolo con Oitomeia che quasi da terra riesce ad indirizzare in porta la traversa di Oselito. E poi la grande occasione per Oitomeia che allarga troppo con il piatto destro. Altra chance qui per il Petrarca su calcio d'angolo. 2-1 dell'Olympus che arriva dopo questo schema perfetto su calcio di punizione. Poi la conclusione di Foglia e la parata in due tempi di Ducci. Questo il film dei primi 20 minuti di gioco. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco per il secondo tempo di Olympus Petrarca.
Bentornati in diretta dal Palaolgiata, sta per iniziare il secondo tempo di Olympus Petrarca, si riparte dal 2-1 per i Blues. Abbiamo detto della doppietta di Marcelinho, in mezzo il momentaneo 1-1 realizzato da Oitomeia. Andiamo a dare uno sguardo ai due quintetti, Ducci, Oselito, Scheninà, Isgro e Marcelinho per l'Olympus. Ci sono invece Foglia, Parrell, Victor Mello, Oitomeia e Luan Fiusa tra i pali per il Petrarca di Giampaolo. Ricordiamo che dopo un minuto la partita verrà interrotta per un minuto di raccoglimento per la Shoah al 21esimo minuto, quindi ci sarà un'altra interruzione dopo il minuto di raccoglimento ad inizio gara per Carlo Tavecchio, per la scomparsa di Carlo Tavecchio. Si parte via al secondo tempo al Palaolgiata, Isgro a portare il pallone, subito a calciare in porta con personalità Anthony Isgro, le mani aperte di Luan Fiusa e la rimessa laterale che sarà in favore dell'Olympus. Oselito, Isgro torna dal 33 che va all'indietro da Angelo Scheninà, l'imbucata per Marcelinho, l'uscita con i tempi giusti di Luan Fiusa, Victor Mello, pallone per Parrell, Foglia vuole l'uno contro uno in banda, poi si ferma e trova lo scarico su Oitomeia, finta la conclusione col destro, la imbuca per Parrell, che chance per il Petrarca, bella giocata sull'asse Oitomeia-Parrell. La conclusione che è stata deviata secondo gli arbitri sarà calcio d'angolo per il Petrarca, che ha iniziato bene questo secondo tempo. Foglia, uno sguardo in mezzo, il taglio di Oitomeia, il pallone dentro, Isgro in qualche modo allontana e intanto rimessa laterale per il Petrarca, Foglia sul punto di battuta, all'indietro per Victor Mello, si fa vedere per un attimo Parrell, poi Foglia, le finte su Isgro, calcia col destro Adriano Foglia. Trova un'altra deviazione di Anthony Isgro e un'altra rimessa laterale, sempre praticamente dallo stesso punto, attacca il Petrarca. Foglia, scodella per Oitomeia che si coordina, ha provato una grande giocata Oitomeia, ha impattato però male il pallone, ma sempre molto pericoloso l'86 maglia rossa. Oselito va in avanti da Victor Mello, aveva però i piedi nel campo Oselito e allora infrazione sulla rimessa e possesso che torna del Petrarca. Scherzano Foglia e Dorto davanti alla panchina dell'Olympus. Foglia la imbuca, Scheninà in anticipo su Victor Mello, pallone che finisce in calcio d'angolo. Occhio qui a Parrell, pallone che è passato sotto le gambe di Isgro, non è riuscito ad indirizzare verso la porta Parrell. Ducci va lungo con le mani, riesce a trovare Marcelinho che praticamente dalla linea di fondo trova l'angolo giusto, tripletta di Marcelinho, 3-1 Olympus, 19 minuti 5 secondi, ancora una volta, sempre Marcelinho, 3-1. È il gol del 3-1 dell'Olympus, tripletta di Marcelinho che certifica ancora una volta una partita sontuosa da leader del 19. Alla prossima pausa verrà fermato il gioco, presumiamo, proprio per il minuto di raccoglimento. Foglia se ne va in una selva di gambe, riesce a trovare Oitomeia, spalle alla porta su Oselito, si gira e calcia Oitomeia. Le mani di Ducci a bloccare la conclusione di Oitomeia. Oselito, occhio qui all'anticipo di Victor Mello che apre il piattone, eccolo qui, minuto di raccoglimento in campo per la Shoah.
si ferma il gioco al palla olgiata. Dal dinamico della stazione di Milano partirono 20 convogli riportando gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945. La Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e di divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano. In difesa della memoria, perché quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Questa è la frase incisa in 30 righe sul monumento del campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare mai. Toccante il messaggio del minuto di raccoglimento alla palla olgiata per le vittime, troppe da contare, della Shoah. E intanto qui Victor Mello è andato a stendere Joselito, ancora a terra il 33 che si rialza e va a chiedere spiegazioni a Victor Mello, come a dire io non ti ho toccato, botta e risposta tra i due. Si accende anche un po' il tono fisico ed emotivo di questa partita. Intanto Skinina prova a battere velocemente. C'è da attendere però il fischio degli arbitri. Rivediamo qui il gol di Marcelinho. C'è un po' di responsabilità di Luan Fiosa che non è riuscito a coprire tutta la luce sul primo palo, ma anche tanta bravura di Marcelinho a infilare il pallone nell'unico centimetro di porta. Occhio qui a Isgro con l'esterno, stavolta puntuale in uscita Luan Fiosa. Oitomeia ripulisce, poi sbaglia lo scarico all'indirizzo di Victor Mello. Vediamo cosa segnalano gli arbitri. Un fallo cumulativo alla panchina dell'Olympus. È il primo fallo di squadra per i Blues, 2 invece commessi dal Petrarca. Isgro va a calciare, è 1-1 il conto dei falli, non 2-1 come abbiamo erroneamente detto pochi secondi fa, perché il fallo inizialmente era stato cumulato erroneamente al Petrarca. Invece 1-1, conto pari in questo avvio di secondo tempo. Pallone in avanti, recuperato comodamente da Ducci che rimette subito in moto Joselito. Skinina, Isgro, il movimento in avanti di Joselito. Comodo l'anticipo di testa di Parrell che però la consegna a Isgro. Marcelinho pressato da Oitomeia che gli sfila il pallone, spinge l'86, va Oitomeia che alla fine però concede il 2 contro 2 che si sviluppa per l'Olympus con Isgro che prova ad imbucarla per Skinina. Altro ribaltamento di fronte ma decide di respirare il Petrarca. Parrell porta il pallone, lo offre a Oitomeia, pensa all'1 contro 1, poi apre e dà aria allo sviluppo del gioco del Petrarca su Victor Mello. Parrell dentro per Kakà, spalle alla porta, difende su Skinina, torna da Victor Mello ma non riesce a bucare in questo momento il Petrarca che ci riprova con Parrell. Scodella per Molaro che arriva in corsa, prova a coordinarsi di controbalzo, non trova però l'impatto e il timing giusto sul pallone. Isgro riesce a ripulire, da Joselito arriva il fallo commesso su Anthony Isgro. 16 minuti 48 secondi, l'Olympus ha trovato anche il gol del 3-1 con Marcelinho dopo 55 secondi nel secondo tempo. Tripletta di un grandissimo Marcelinho. Joselito dentro da Marcelinho che non controlla bene il pallone, si scusa con il suo compagno di squadra Molaro. Victor Mello, Parrell ancora per Victor Mello,
torna all'indietro da Luan Fiusa, Kaká, Molaro, dentro per Victor Mello che decide di girarsi e ricominciare da Parrell, dentro ancora per Kaká, arriva il rimorchio di Victor Mello che scambia con Parrell, bella azione del Petrarca, buona anche l'uscita di Ducci a negare il gol a Victor Mello che scodella, Parrell di testa sta per regalare a Oselito, arriva a Luan Fiusa che poi fa la cosa più difficile, sbaglia quella più facile, ovvero il tocco su Victor Mello. Marcelinho, Dimas, Schininà, occhio qui al pallone che era diretto a Oselito che però aveva cambiato con Kutrupi. Banale, palla persa dall'Olympus e il Petrarca ci riprova, testa bassa con Molaro. Kaká, occhio qui al pallone riconquistato da Schininà, Parrell, poi Kaká, arriva il fallo commesso ai danni di Kaká da Schininà, secondo ammonito della gara Angelo Schininà, il cartellino giallo primo per l'Olympus, nel primo tempo era stato ammonito Adriano Foglia. È il secondo fallo di squadra anche per l'Olympus. Lo spazzolone ad asciugare il parquet del Palaolgiata, rimettiamo un po' di ordine. 15 minuti, 45 secondi da giocare, 3-1 Olympus. I 3 gol nel primo tempo, i 2 di Marcelinho, nel mezzo Itomeia, poi in apertura di ripresa ha trovato anche il terzo gol sempre Marcelinho. Parrell ad imbucare per Kaká, si torna a giocare al Palaolgiata, Parrell, Molaro ancora per Parrell, Kaká, Victor Mello, Parrell vuole l'1 contro 1, poi imbuca ancora per Kaká, non riesce a controllare il numero 14. Stanno per tornare Foglia e Bemlarabet per Giampaolo. Kutrupi in avanti, Cutrignelli si impegna ma Fiusa arriva prima di lui e ripulisce subito il pallone rimettendo in moto per Victor Mello. Molaro sul secondo palo, né Kaká né Parrell a raccogliere il suggerimento di Molaro. Pallone in avanti, fuori misura di Ducci. Foglia, Mello in avanti per Bemlarabet che prova a controllare, arriva come un falco su di lui Dimas e poi non si intende con Ducci, altro pallone perso dall'Olympus e altra rimessa laterale in arrivo per il Petrarca. Victor Mello, pallone per Foglia, l'imbucata letta da Kutrupi che riesce però solamente a toccare in rimessa laterale. Corre il cronometro, 14:48 da giocare in questo secondo tempo. Parrell, Victor Mello all'indietro per Foglia in isolamento contro Rafinha, imbuca ancora per Victor Mello, alla fine è proprio Rafinha a riconquistare per Kutrupi, se ne va Bemlarabet, ancora Kutrupi, doppia finta, alla fine Parrell lo chiude, Kutrupi va a commettere fallo e si prende anche un sacrosanto cartellino giallo, si scusa Christopher Kutrupi, terzo ammonito di questa partita. Schininà e Kutrupi per l'Olympus, Foglia per il Petrarca. È il terzo fallo di squadra per i Blues in questo secondo tempo, situazione falli da iniziare a monitorare per l'Olympus perché manca ancora un'infinità, 14 minuti e 22 secondi da giocare. Parrell, Foglia si coordina, calcia al volo, la classe di Adriano Foglia, il modo in cui si è coordinato su quel pallone. Passano gli anni ma Adriano Foglia è sempre una meraviglia per gli occhi. Ducci recupera il pallone, pronto a rimettere in moto l'Olympus, 14 minuti e poco più da giocare. Bemlarabet in anticipo secco su Dimas,
poi Victor Mello sbaglia il tocco di ritorno di esterno all'indirizzo di Bemlarabet. E allora stavolta è l'Olympus a battere la rimessa laterale. Cutrupi in avanti, Mello a lottare con Cutrignelli, non c'è fallo, Cutrignelli calcia, Fiusa salva ad un passo dal poker l'Olympus, chiedeva un fallo Victor Mello. Rivediamo qui l'azione, il duello tra Mello e Cutrignelli. Dimas scodella, ma Parrella di testa si appoggia su Bemlarabet, porta il pallone, prova ad allargarlo, poi troppi giocatori dell'Olympus e alla fine ne esce fuori una palla persa. Pallone in avanti, occhio qui al pallone per Bemlarabet che batte Ducci, accorcia le distanze, 13 minuti 35 secondi, accorcia il Petrarca con Alessio Digno Bemlarabet, 3-2. Eccolo il gol, lo rivediamo, il pallone di Victor Mello proprio per Bemlarabet, che con il piattone mancino batte Ducci, 3-2, risultato che torna in bilico qui al Palaolgiata di Roma. 2 gol in questo secondo tempo, prima Marcelinho, poi Bemlarabet. L'Olympus però è sempre avanti di 1. 13 minuti e 23 secondi da vivere live su futsaltv.it. Tra poco cercheremo di aggiornarvi anche dai risultati che arrivano dagli altri campi di Eugenio. L'ultimo a toccare, secondo gli arbitri, sarà rimessa laterale per il Petrarca. È 3-1 qui al Palaolgiata, 1-1 invece tra Nuova Comauto Pistoia e Ciampino Aniene. (3-2) ovviamente qui al Palaolgiata, non 3-1. Occhio al contropiede, spinto da Cutrignelli. Ancora grande occasione per il numero 7 dell'Olympus. E poi Fiusa, cercando Cacà, trova invece le mani di Ducci. Cacà sul secondo palo, Ducci salva su Parrell. Vi dovevamo il risultato finale di Monastir Melilli, 1-0 del Monastir, vittoria di misura ma pesantissima per la formazione di Podda. Mello, Bemlarabet, momento di partita assolutamente del Petrarca, che dopo aver trovato il 3-2 sta continuando ad attaccare. Ha creato poco fa una potenziale occasione per impattare la partita. Salvataggio di Ducci sull'imbucata sul secondo palo per Parrell, che adesso va a battere la rimessa laterale. Parrell all'indietro per Victor Mello, l'imbucata, l'anticipo secco di Oselito. Dimas di Eugenio trova ancora Oselito, su di lui c'è Parrell, poi l'uscita di Fiusa, Parrell di testa, prova ad aggiustarla per Cacà, che ringrazia il suo compagno di squadra, ma sarà rimessa laterale per l'Olympus. Corre il cronometro, 12:27 da giocare, 3-2, Ducci con i piedi. Oselito in buca per Marcelinho, di prima per Isgro che riesce a tenerla in campo, poi Parrell fa carambolare il pallone addosso di Eugenio. Sarà rimessa laterale ancora una volta per il Petrarca. Foglia dentro per Oitomeia, spalle alla porta, è bravo col fisico a difendere il pallone, lo tocca su Molaro che apre il destro, pallone deviato ma alimenta ancora l'azione il Petrarca. Oitomeia, Foglia la finta, manda al Barisgro, poi calcia col destro. Grande finta di Adriano Foglia che ha disorientato Isgro. Marcelinho attacca dalla parte opposta, prova a riaffacciarsi in avanti l'Olympus, non c'è fallo qui su Isgro. Molaro prova a spingere la transizione, Isgro lo chiude in rimessa laterale, rimane accesa, viva, bella la partita al Palaolgiata di Roma. Qui rivediamo le proteste
dell'Olympus su questo contatto su Anton Isgro, non ravvisato però dagli arbitri. Allora Oitomeia alza la testa, prova a puntare Marcelinho, poi ci ripensa e offre a Molaro l'anticipo di Joselito, pallone che arriva tra i piedi di Victor Mello. Eccolo ancora Oitomeia in isolamento, transita per i piedi di Molaro, Foglia a controllare il pallone, lo gestisce con la suola, prova ad eludere la marcatura di Di Eugenio. Victor Mello dentro da Molaro, il tocco di Joselito in rimessa laterale. Ma il Petrarca adesso che sta facendo la partita qui alla Pala Olgiata dopo aver trovato il 3-2, sicuramente la squadra di Giampaolo ha fatto anche il pieno di energie mentali per dare l'assalto all'Olympus. Isgro trova Marcelinho che prova ad andarsene, prova ancora a toccare per Isgro, alla fine Victor Mello senza correre rischi la tocca in rimessa laterale a grandissimi passi. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo. Di Eugenio non riesce a controllare il passaggio di Joselito che si scusa. Momento sicuramente di difficoltà per l'Olympus, le proteste intanto di Oitomeia. Molaro dentro per Oitomeia, difende il pallone, lo offre a Victor Mello, errore qui sull'asse Oitomeia-Mello e rimessa laterale riconquistata per l'Olympus che riprende un po' fiato sugli assalti del Petrarca. Di Eugenio, Joselito, Mello secco in anticipo su Marcelinho, arriva per un attimo Isgro, poi si lotta sul pallone e Mello da terra va a commettere fallo su Marcelinho, poi la spinta di Oitomeia, si accendono gli animi al Pala Olgiata, arriva anche il cartellino giallo per per Mello, è il quarto ammonito di questa partita, 2 per parte. Occhio però perché anche il quarto fallo di squadra commesso dal Petrarca. Fase della partita in cui protestano un po' tutti, prima il Petrarca per un paio di contatti, adesso l'Olympus, insomma un po' di confusione ma si torna a giocare. Isgro vuole puntare Bemlarabet, si allunga il pallone e corre, Fiusa legge in anticipo e allontana, Ducci riconquista, offre a Di Eugenio, Marcelinho prova a rientrare su Victor Mello, occhio qui al pallone tenuto in campo da Marcelinho che ha calciato con la punta del piede sinistro. Fuori Victor Mello, dentro Kakà, fuori anche Bemlarabet, torna Molaro. Parrella prova ad andare lungo da Oitomeia che però non ha fatto movimento alle spalle di Eugenio ma stava venendo incontro, dunque impossibile da raggiungere quel pallone. Oitomeia scivola, riesce a tenere il possesso, offre a Molaro, Kakà gestisce il pallone, lo offre ancora a Parrella che va dentro da Oitomeia che ha provato ad andare in anticipo su Ducci. Occhio però ancora al Petrarca che tiene alta la pressione, riconquista il pallone, Molaro, Kakà, Parrella. Oitomeia ancora per Parrella, qui Molaro finisce a terra, non c'è fallo di Joselito che chiede il cambio, al suo posto torna Christopher Cutrupi. Di Eugenio, Marcelinho prova ad andarsene su Kakà, arriva la chiusura di Luan Fiusa, sarà rimessa laterale per l'Olympus. 9 minuti 2 secondi, 3-2, partita ancora tutta in equilibrio, tutta da vivere live su futsaltv.it. Di Eugenio, sarà lui a battere la rimessa laterale, gli arbitri chiedono che il Petrarca rispetti la distanza. Isgro, Molaro lo chiude in rimessa laterale,
Isgro all'indietro per Di Eugenio. Marcelinho prova a farsi vedere nuovamente davanti l'Olympus dopo che il Petrarca ha dato continuità alla pressione offensiva. È stato quasi stabilmente nella metà campo dei Blues. Cutrupi la tocca per Marcelinho, che alza la testa, riesce a trovare uno scarico su Di Eugenio, che va da Isgro, prova ad andarsene su Molaro, che lo chiude in rimessa laterale. Isgro dentro da Cutrupi, troppo lungo il pallone di Anthony Isgro, che sta avendo grandissimo minutaggio e grandissima fiducia da parte dello staff tecnico dell'Olympus. Mello, Oitomeia rientra, occhio qui al pallone che alla fine finisce in tribuna. L'ultimo tocco di Victor Mello e la rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. Vediamo se e quando Giampaolo deciderà di giocarsi eventualmente il portiere di movimento. Qui occhio a Mello che va in anticipo di testa, riesce ad allungare in calcio d'angolo. Buona chance qui per l'Olympus. Intanto rivediamo il colpo di testa di Mello, anche quello di Parrell che offre ad Adriano Foglia. Ancora Parrell, prova ad andare, è lì a sbarrargli la strada Dimas. Rimessa laterale e pallone che torna di proprietà dell'Olympus. 8 minuti 12 secondi, 3-2 Schinina. Cutrupi porta il pallone, Christopher Cutrupi lo offre a Schinina che scodella. Parrell ancora di testa. Stavolta il Petrarca non riesce a chiudere questo possesso offensivo e allora Dimas si apre Ducci per dare una linea di passaggio. Il suo lancio però è troppo lungo e finisce nelle mani di Luan Fiusa. Molaro, Foglia di prima per Victor Mello. È bravo Cutrupi però a leggere quella traccia, quella linea di passaggio, a recuperare il pallone. Eccolo Cutrupi che controlla con la coscia sinistra, poi quasi in surplus offre a Dimas. Marcelinho, Cutrupi sbaglia il tocco per Dimas, poi si ritrova lì il pallone, va ancora Cutrupi che calcia, riesce da posizione difficile ad ottenere forse il massimo, ovvero un calcio d'angolo. Cutrupi all'indietro per Marcelinho che va alto sopra la traversa. Ha provato a liberare il sinistro Marcelinho. 3 gol, una partita sontuosa per il 19 dei Blues. Parrell, Kakà si gira, calcia, deviazione, Ducci a mani aperte riesce a respingere la minaccia, non riesce invece ad evitare la rimessa laterale Christopher Cutrupi e dunque rimane lì a dare pressione offensiva il Petrarca. Foglia alza la testa, offre a Victor Mello che calcia al volo, praticamente un salvataggio sulla linea. Occhio Marcelinho che scappa in transizione, scappia con Dimas in contropiede, cala il poker l'Olympus, cala il poker Marcelinho. 7 minuti da giocare, l'Olympus allunga e 4-2 al Palaolgiata di Roma. Contropiede perfetto spinto dall'Olympus. Dimas la offre a Marcelinho che col piattone spedisce in porta. Arriva adesso il time out chiamato dal Petrarca e da Giampaolo. Vediamo se sarà portiere di movimento con 6 minuti e 59 secondi da giocare. Vediamo, come detto, se questo time out da parte di Giampaolo sarà propedeutico magari all'inserimento del portiere di movimento. Ma l'Olympus ha allungato sul 4-2, 4 gol di un sontuoso Marcelinho stasera, ma non solo. Altra prestazione sopra le righe. Intanto stiamo rivedendo tutto ciò che è accaduto grazie alla nostra regia.
Stiamo rivedendo tutto ciò che è accaduto in questa partita. Questo è il primo tempo con il gol del 2-1 realizzato da Marcelinho, poi un paio di occasioni per il Petrarca, questa per Adriano Foglia, una anche per l'Olympus, che poi ad inizio ripresa con Marcelinho trova il gol del 3-1, l'occasione anche per Cutrignelli di allungare sul 4-1, doppia occasione per Nicola Cutrignelli. Poi alla fine il gol del momentaneo 3-2 della Petrarca con Alessio Bemlarabet, la conclusione di Adriano Foglia e il contropiede di pochi secondi fa che ha regalato il 4-2 all'Olympus. È pronto il portiere di movimento per il Petrarca, c'è Foglia che sta indossando la maglia gialla e avevamo visto bene, avevamo anticipato la possibile mossa nel time out di Giampaolo. Oitomeia, pallone per Victor Mello, Parrell dentro ancora per Kakà, fare a sportellate con Schininà, occhiataccia di Kakà agli arbitri. Pallone in avanti, Cutrignelli riesce a ripulirlo, arriva Oitomeia, la rimessa laterale è dell'Olympus, secondo gli arbitri. È pronto Adriano Foglia ad entrare in campo da portiere di movimento. 6 minuti 36 secondi in questo momento, 2 gol di vantaggio per l'Olympus. Dimas pressato da Parrell che alla fine riesce a tirare fuori una rimessa laterale, altra rimessa. E poi storie tese tra Schininà e Oitomeia, scambio acceso di battute tra i due. Parrell, Oitomeia, eccolo Foglia in campo con la maglia gialla da portiere di movimento. Con l'uomo in più ci prova il Petrarca a rimettersi in carreggiata con 6 minuti rimasti da giocare. Parrell, Kakà, Oitomeia. Pallone dentro, Cutrupi per un attimo, poi Schininà allontana, Oitomeia recupera il pallone. Vediamo come gestirà la fase di possesso il Petrarca, la fase difensiva l'Olympus. Momento caldissimo della partita, qui Schininà in qualche modo, poi arriva la pressione di Foglia che gli sfila il pallone con una magia, lo aveva servito a Parrell, altra magata di Adriano Foglia. Bella risposta di Ducci, sola puntata ravvicinata di Parrell. Oitomeia, Kakà prova ad alzare il ritmo del giro palla, il Petrarca, che chance sul secondo palo per Parrell, clamorosa occasione per il 4-3, aveva fatto tutto benissimo il Petrarca, aveva liberato Parrell sul secondo palo, ha ciccato la conclusione il 13, ma Petrarca pericolosissimo col portiere di movimento. Cutrupi spinge la transizione, Cutrignelli che se ne va dentro per Oselito che trova un muro rosso davanti a sé e decide di tornare all'indietro da Ducci anche un po' per giocare col cronometro. Cutrignelli, Oselito, Cutrignelli, Oselito prova l'imbucata ma il pallone viene riconquistato da Fiusa e Oitomeia e dal Petrarca che rimette Foglia, portiere di movimento. Oitomeia, Parrell, ancora Oitomeia, pallone per Mello. Oitomeia, Parrell, Kakà, muove il pallone il Petrarca, cerca di far muovere anche la difesa dei Blues. Foglia, Mello, ancora per Adriano Foglia, Parrell sul secondo palo, pallone deviato da Cutrignelli in calcio d'angolo. Tanta qualità tra i piedi per il Petrarca. Foglia all'indietro per Mello, Kakà, Oitomeia, ancora per Victor Mello. Sempre Oitomeia e sempre Petrarca in possesso. Foglia, Oitomeia, Kakà, Parrell, si muove la difesa dell'Olympus. Brutto errore qui di Oitomeia, si morde la mano in panchina Giampaolo. Chiaramente il cronometro inizia ad essere
forse il peggior nemico per il Petrarca. Altra conclusione di Marcelinho, che stavolta trova sulla sua strada la risposta di Luan Fiuza. Marcelinho, pallone per Joselito. Rafinha. Parrell spinge la transizione. Oitomeia, calciato all'altezza del primo palo. Poi Joselito e Victor Mello vanno a dirsi qualcosa. Storie tese tra i due giocatori. Si alza anche Cutruppi dalla panchina a dire qualcosa a Victor Mello. Qui Joselito calcia, pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Continua a protestare Mello, chiedeva una simulazione da parte di Joselito. Poi arriva Dimas senza fronzoli a mettere in rimessa laterale. Fase calda, caldissima, di svolta della partita. Oitomeia, Parrell, Victor Mello, ultimi 3 minuti e 20 secondi da giocare. Foglia, Oitomeia, Kaká, pallone per Parrell, Victor Mello, ancora per Oitomeia, si muove il pallone. Occhio qui il tocco, l'ultimo di Adriano Foglia, secondo gli arbitri. Dimas, money in the bank, pallone a Marcelinho. Ducci sale, alza la testa, non riesce a trovare uno scarico, alla fine allunga per Fiuza, che ha provato a sorprendere Ducci dalla parte opposta. A quel punto forse Ducci poteva andare direttamente alla conclusione in porta, non se l'è sentita il 13 dei Blues. Giampaolo chiede di alzare la pressione. Ovviamente la priorità per il Petrarca è recuperare il pallone e mettere il portiere di movimento. Vediamo se sale anche la pressione dell'Olympus, che intanto dà un po' di riposo a Marcelinho. È tornato Foglia, portiere di movimento. Attacca il Petrarca. Mello, Foglia, la sterzata, altra grande giocata di Foglia. E poi pallone deviato in rimessa laterale. Parrell, Kaká, Oitomeia, Victor Mello dentro da Foglia, che prova a girarla di prima, riesce ad arpionarla Oitomeia, in qualche modo va da Victor Mello che la imbuca per Parrell. Strepitosa parata di Ducci, che poi va anche a calciare in porta. Pallone che finisce fuori Foglia, torna in campo Fiuza. Grande parata di Ducci. Rafinha allontana di testa, Dimas fa altrettanto. Oitomeia recupera il pallone, se ne va in mezzo a due. Victor Mello, Parrell dentro da Kaká, sul secondo palo per Oitomeia. Chiedevano un tocco con il braccio di Dimas i giocatori del Petrarca. Tocco di braccio non ravvisato dagli arbitri. Vedremo se con un replay magari riusciremo a chiarirci questa situazione. Sarà semplice rimessa laterale comunque per la squadra di Giampaolo, ma corre il cronometro. 1 minuto 53 secondi da giocare. Sono 2 i gol di vantaggio dell'Olympus. Kaká, Oitomeia, Kaká all'indietro per Parrell. Ancora Oitomeia, pressato da Cutrinielli, sempre Oitomeia in mezzo a tutti. Kaká la imbuca dentro, alla fine in qualche modo ancora a salvarsi l'Olympus. Ducci a spingere la transizione, va col pallonetto Ducci. Stava per inventarsi un super gol a Daniele Ducci. 1 minuto 23 secondi, rivediamo qui d'esterno, delizioso il pallonetto di Ducci che stava per infilarsi in porta. Grande giocata del portiere dell'Olympus. Mello, Foglia, calcia in porta, pallone deviato. Si sbraccia in panchina Daniele Dorto.
che toglie dal campo Dimas, ha bisogno forse di maggiore equilibrio per difendere il portiere di movimento, rimette in campo Alessio Di Eugenio, 1 minuto 7 secondi, deve accelerare il Petrarca se vuole rimettersi in partita, deve tenere invece l'Olympus per portarsi a casa altri 3 punti importantissimi per la classifica, ma soprattutto per riscattare la sconfitta di Coppa. Qui Cutrignelli tocca e mette ancora in calcio d'angolo, se ne sono andati altri 5 secondi, rimane lì il Petrarca a dare pressione. Foglia all'indietro per Victor Mello, Parrell, Oitomeia, Parrell e poi Victor Mello. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Oitomeia calcia, Parrell per un attimo, Rafinha allontana, altra rimessa in arrivo per il Petrarca che ci prova fino alla fine. Foglia, Mello, pallone per Mello che calcia sul secondo palo, l'anticipo di Eugenio su Parrella, fuori Cutruppi, dentro Marcelinho. E Marcelinho rischia anche il cartellino giallo andando a contestare quasi la rimessa laterale di Adriano Foglia. Viene redarguito dagli arbitri e Petrarca a muovere il pallone, ma mancano solo 35 secondi alla fine di questa partita. Foglia, Mello, pallone per Parrell, Oitomeia prova a girarla sul secondo palo, Marcelinho vede la porta libera, va a calciare Marcelinho, poteva fare meglio con le sue qualità qui il 19 dei Blues, ma chiedere di più in questa partita a Marcelinho sarebbe davvero folle. Kakà prova ad andarsene, Marcelinho lo stende e si prende il cartellino giallo, il quinto sventolato in questa partita, è il terzo ammonito dell'Olympus Marcelinho dopo Schinina e Cutruppi. Victor Mello e Foglia invece per il Petrarca, ma mancano solo 14 secondi da giocare e l'Olympus inizia a vedere lo striscione del traguardo. Occhio ad Oitomeia che calcia, prova ad arrivare forte su di lui Cutrignelli, a contendergli il pallone, ancora Cutrignelli, finisce a terra Oitomeia e poi si spiega con Rafinha. Cenno d'intesa tra Kakà e Oselito, si ferma la partita, arriva adesso la sirena conclusiva, vince l'Olympus che batte 4-2 il Petrarca al Pala Olgiata, trascinata da una sontuosa partita di Marcelinho, autore di 4 gol, davvero prova da leader del 19 dei Blues. Tra poco rivedremo le immagini, il film di questa partita, poi restate con noi perché voleremo in campo per le interviste flash. Dicevamo Olympus che si conferma al secondo posto della classifica e dà un segnale, se vogliamo, dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia di mercoledì qui al Pala Olgiata contro il Real San Giuseppe. Eccoli gli highlights della partita, il gol dell'1-0 di Marcelinho, poi l'occasione per Adriano Foglia, il salvataggio sulla linea da parte di Oselito, l'1-1 realizzato nel primo tempo da Oitomeia, poi la traversa colpita da Oselito e la grande occasione sempre per Oitomeia e sempre per l'eventuale 2-1 sfiorato anche su questo corner da Victor Mello. Il 2-1 lo disegna, lo perfeziona, lo confeziona, meraviglia l'Olympus con un calcio di punizione, il gol di Marcelinho che poi fa anche la tripletta personale ad inizio secondo tempo. Il gol che avete visto era quello del 3-1, la chance per Cutrignelli
doppia per il numero 7 per allungare addirittura sul 4-1, alla fine però trova il 3-2 il Petrarca con il piattone mancino di Bemlarabet, la conclusione di Foglia bloccata da Ducci e poi il contropiede che chiude la partita. Dimas da Marcelinho che col piattone spedisce in porta il gol del 4-2, gli assalti finali del Petrarca con il portiere di movimento, ma la sirena, l'Olympus fa festa, batte 4-2. Lo abbiamo detto, il Petrarca. Restate con noi, voliamo in campo per le interviste flash. Su quale camera ce l'ho? Su questa camera qua. Siamo in compagnia di mister Giampaolo per commentare questa partita, una partita direi che per 40 minuti è corsa sui binari dell'equilibrio. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, forse un po' più cinico l'Olympus a sfruttare qualche cosa in più e a portarsi a casa questa partita. Sì, la qualità davanti di Marcelinho, non sbaglia mai, lì davanti fa sempre gol e questo dispiace, nel senso complimenti a loro, ma dispiace perché la prestazione è stata di livello molto alto. Non sempre noi quest'anno fuori casa abbiamo fatto prestazioni di livello così alto, questa volta sì. Dispiace moltissimo sul 3-2 il tiro di Victor perfetto sul calcio d'angolo, palla rimane sulla riga, contropiede gol e poi sei costretto a uscire col portiere, dove siamo stati anche abbastanza pericolosi, ma loro hanno difeso bene. Una partita, se vogliamo, faccio una domanda che forse potrebbe sembrare pungente, però può aumentare un po' i rimpianti per quella che è stata la stagione del Petrarca, perché l'ho detto lei stesso, poche volte in trasferta vi siete espressi su questi livelli. Vi lascia questo un po' di rimpianto guardando la classifica? Ma il rimpianto adesso noi l'abbiamo messo da parte e noi stiamo soffrendo, stiamo lavorando per cercare una salvezza che è difficile settimana dopo settimana perché ci sono altre squadre che come noi stanno cercando lo stesso obiettivo e quindi non stiamo a guardare adesso quello che è stato, quello che non è stato, dobbiamo lavorare cercando di fare punti necessari appunto a questo obiettivo. Grazie mister. Grazie a voi. Ringraziamo mister Giampaolo, aspettiamo il man of the match di questa partita, ovvero Marcelinho, che ci raggiunge in postazione interviste. Serviva dare una risposta dopo l'eliminazione dalla Coppa e direi che l'avete data, una vittoria contro un ottimo Petrarca che è venuto a giocarsi ottimamente la partita qui al Palaolgiata e poi per te una serata direi perfetta. Infatti abbiamo dimostrato una nuova occasione che dopo una grande sconfitta siamo rialzati, questo dimostra che il gruppo è forte e ci crediamo in noi stessi, quindi abbiamo dimostrato che la risposta va data in campo, non con le parole, quindi con le azioni oggi abbiamo dimostrato che la vittoria è stata importante e anche meritata secondo me. Ti chiedo se questa vittoria è più importante per la classifica o per il morale, proprio per quello che dicevamo, no? Ovviamente brucia l'eliminazione dalla Coppa Italia, è più importante aver fatto 3 punti per la classifica o aver dato proprio quel tipo di risposta? Tutte e due risposte, cioè rispondo sì, una per il morale che una squadra grande e forte non perde 2 sconfitte di file, oggi abbiamo vinto proprio per quello, per dare un morale, vincere aiuta a vincere e per la classifica che il Napoli per me è la favorita per vincere il campionato, è giustamente prima in classifica e noi abbiamo recuperato i punti che abbiamo perso, quindi bravi a tutti, è una bella serata di fare 4 gol e aiutare i compagni. A questo punto, come ultima cosa, ti chiediamo una dedica per questo poker. Per la mia famiglia e per i miei gemelli, che nei momenti belli e brutti sono sempre con me. Grazie a Marcelinho, lo mandiamo a fare la doccia insieme ai suoi compagni di squadra. Io vi saluto ribadendo semplicemente il punteggio finale qui dal Palaolgiata di Roma. Olympus batte 4-2 Petrarca, si conferma al secondo posto della classifica. Un saluto e un buon proseguimento di serata a tutti quanti voi.